Credo che dovremmo. Eccoci qua. Ben arrivati con noi, buona giornata. Siamo naturalmente in vostra compagnia, supportati da un nostro ospite, un nostro esperto. Ben arrivato al Presidente Giuseppe Romano, Presidente Unione Veneta Bonifiche. Buongiorno. Allora, il tema di quest'oggi è sempre informativo ma anche di sensibilizzazione. Ci troviamo in una stagione che sempre ci ha riservato e riserva a moltissime realtà delle brutte, piacevoli sorprese, cambiamenti climatici che si fanno comprendere immediatamente, cioè passiamo dai 15, 18, 20 gradi, stiamo parlando della zona naturalmente del Veneto, del nord-est, perché nel sud abbiamo temperature anche diverse, poi precipitiamo intorno allo zero, precipitiamo in situazioni dove la pioggia è abbondante, oppure come quest'estate, cui non si vede veramente una goccia d'acqua, con ripercussioni nell'ambito agricolo veramente devastanti, ma non soltanto, proprio per il territorio in generale. E allora come fare? Perché poi il terreno, quando è secco per moltissimo tempo, non è così recettivo di un'acqua abbondante, di questi diluvi che sono improvvisi, repentini e veramente devastanti. Succedono le conseguenze che abbiamo visto, anche molto gravi. I consorzi di bonifica hanno un ruolo strategico per il territorio, se ne parla purtroppo spesso quando abbiamo visto l'alluvione che c'è stata del loro intervento, ma non nel lavoro di routine, nella quotidianità e nell'importanza strategica che hanno nel territorio. Per capire sempre qualche cosa in più, in questi due versanti estremi che abbiamo attraversato in quest'anno, quindi eccessiva siccità e adesso piovosità strana, perché andiamo a Venezia che si trova al di là della marea e tutto con un'acqua alta veramente importante. Poi giustamente lei diceva martedì notte c'è stato questo fenomeno tra Portogruaro e Latisano, Friuli eccetera, dove grandine di quanto? 20 centimetri? 15 centimetri sicuramente. 15 centimetri che blocca un'autostrada, che provoca danni anche comunque importanti, cioè non ci si capisce veramente, non ci si riesce a capacitare. Quello che spaventa è che abbiamo visto che negli Stati Uniti perturbazioni che non si manifestavano in certe zone si sono presentate. Se questo dovesse accadere anche nelle nostre aree sarebbe veramente devastante, perché non siamo preparati, o siamo preparati a questo, gli interventi ci sono stati, i finanziamenti, che cosa ci può dire? Beh, intanto non siamo preparati sicuramente ad affrontare gli eventi americani, probabilmente anche per una posizione geografica diversa, ma ciò non toglie che dobbiamo prepararci ad essere più pronti possibili per eventi certamente più importanti di quelli che abbiamo avuto finora. E credo che su questo la prevenzione debba essere la parola d'ordine che dobbiamo portare avanti. Prevenzione perché è l'unico modo che ci consente di essere sempre più pronti. È difficile essere sicuri al 100%, però alzare il livello di sicurezza credo sia un obbligo e un dovere che come sistema veneto dobbiamo darci. E credo che i due rovesci delle medaglie li abbiamo visti nel 2010, perché forse nel 2010 c'è stato un piccolo uragano anche da noi, perché 500 mm d'acqua in poco tempo credo siano precipitazioni certamente importanti, e abbiamo visto al rovescio della medaglia quest'estate con una siccità praticamente mai vista, con una precipitazione nevose dell'inverno all'estate praticamente con l'80% in meno, per cui significa che abbiamo sicuramente... Qua stiamo vedendo le immagini di cui stavo parlando prima da Euroreporter. Quindi abbiamo una situazione in evoluzione. Cosa stiamo facendo? Cosa stanno facendo i consorzi di bonifica? Innanzitutto i consorzi di bonifica gestiscono e manutengono una serie di canali e di idrovore. Ricordo sempre, per chi magari non lo vede, perché giustamente il lavoro dei consorzi di bonifica è un lavoro che appare solamente quando ci sono le emergenze. O quando non funzionano e quindi c'è il disastro. O quando... No, magari anche quando funzionano, ma purtroppo gli eventi sono talmente importanti che non è sufficiente ciò che funziona. Ricordo sempre che 1/3 del Veneto è sotto il livello del mare. 1/3 del Veneto senza le 400 idrovore che abbiamo e che gestiamo come 400 idrovore che abbiamo nel territorio veneto. Senza queste 400 idrovore questa parte del Veneto sarebbe con qualsiasi precipitazione anche di 20 mm sotto acqua. L'esempio più eclatante credo sia l'aeroporto di Venezia. Io credo che... Cioè che cos'è? Lo racconti a chi non... No, l'esempio è molto semplice. L'aeroporto di Venezia è all'asciutto semplicemente perché ci sono le idrovore del consorzio.
Cioè se non ci fosse l'idrovolo del consorzio, quindi se non ci fosse il consorzio con i propri dipendenti e con le proprie strutture. Ricordo che in Veneto abbiamo 1300 dipendenti che lavorano 24 ore al giorno, in turnazione evidentemente, con reperibilità e quant'altro, per 365 giorni all'anno, quindi per 365 giorni all'anno, compreso Natale, Capodanno, Pasqua, le festività e quant'altro, i consorzi di bonifica sono, mi permetta che usi questo termine, sul pezzo, ad sovrintendere agli eventi calamitosi. Ma se io le chiedo da cittadino ignorante, quindi che vuole capire le cose, ma qualora è corretto che senza un consorzio, senza l'attività delle idrovole, dei consorzi di bonifica, un'area come l'aeroporto, come tante altre, come alcune città, addirittura finisca sott'acqua? Non c'è un errore a margine, perché una volta quando si costruiva bene, ce lo insegnano la Repubblica di Venezia, al di là di tutto ha fatto delle opere straordinarie dove non c'erano le idrovole al tempo, ma c'era un sistema di canalizzazione, i romani, insomma, è possibile che gli antichi sapevano costruire bene e noi ci troviamo a dover dipendere da questi sistemi che per carità benissimo, però se succede qualche cosa, il cosiddetto grande blackout di cui tanti parlano, temutissimo e così via, cosa facciamo? Il nostro territorio è così fragile che non ha le famose canalizzazioni di sicurezza, eccetera. Secondo lei, proprio una risposta una domanda banalissima, non è banale. Non è banale, anzi è una domanda azzeccatissima. Io credo che siano due i problemi. Il problema è di come costruire, il dove costruire, sicuramente, però il problema è che questo è il Veneto. Il Veneto è una regione d'acqua. I veneziani hanno deviato i più importanti corsi d'acqua dal Po all'Adige, al Piave, al Sile, al Brenta, li hanno deviati. Quindi hanno fatto un'azione nel territorio per salvaguardare Venezia e la laguna. Siamo stati i primi, siamo quelli che hanno insegnato, mi permetto di usare questo termine, la bonifica in Italia. Siamo i maestri della bonifica da questo punto di vista, perché abbiamo sicuramente ricevuto dai veneziani l'opera di bonifica. Ma perché questo è il Veneto? Perché purtroppo il livello del mare è questo, gran parte delle lagune e le paludi sono in Veneto, non è che ce le abbiamo inventate. E questo è un problema geografico. Poi c'è sicuramente un problema di tipo edilizio, costruttivo, di programmazione urbanistica. Fatalità, gran parte di queste aree sono quelle che hanno avuto il maggiore incremento dal punto di vista urbanistico. Però questo è il Veneto, questa è Padova, questa è Venezia, questo è il litorale Veneto, questo è il nostro Veneto. Per cui negli anni, nei secoli ci siamo attrezzati per vivere in questa realtà, operare in questa realtà, siamo preparati anche a vivere in questa realtà, sapendo che questi sono i nostri pro e i nostri contro, però siamo anche strutturati per questo. Ricordo che i consorzi di bonifica non sono nati ieri, i consorzi di bonifica nascono, c'è qualcuno che ha una storia di 600 anni, ci sono consorzi di bonifica che li hanno costruiti la Repubblica di Venezia, per cui la cosa non è di ieri, la cosa non è nemmeno dell'altro ieri, è una sua storia, per cui è una situazione storica, geografica del Veneto, da differenziare dalla programmazione urbanistica che poi si è fatta nel Veneto. Sono due cose completamente diverse. No, una programmazione che però non ha tenuto conto di una struttura regionale, morfologica ben precisa. Questo è stato il dato di fatto, perché voi come consorzi di bonifica dovete operare in un territorio urbanizzato, entropizzato in modo spropositato, forse neanche in modo razionale, anzi non in modo razionale. Soprattutto però non si è tenuto conto nella programmazione urbanistica che c'era il problema dell'acqua. Esatto, allora, visto che questa è la regione, cioè l'acqua c'è. Se questa è la ragione, su questa realtà, su questo territorio dobbiamo vivere, su questo territorio abbiamo fatto la nostra fortuna, io credo che il Veneto da questo punto di vista non ebbe nulla da insegnare a nessuno, però dovevamo pensare e dobbiamo pensare, tra parentesi siamo i primi in Italia ad avere, mi permetto di usare un termine inventato, la parola invarianza idraulica, cioè in un territorio nuovo dove si costruisce, dal 2004 c'è una norma che dice se prima della trasformazione usciva X, dopo deve uscire X ancora, per cui si devono trovare le strutture, le metodologie di costruzione e di invaso che ci consenta di essere sicuro dagli eventi che poi succedono. Il problema è l'arretrato, cioè quello che è successo negli ultimi 40 anni fino all'altro ieri. Questo è il nostro problema, è l'arretrato, il
il tempo perso per il passato. Il tempo perso, come si riesce a recuperare, soprattutto qual è lo stato dell'arte dei finanziamenti? Perché quando si è parlato di tagli in genere, quando si è parlato anche relativamente a grandi opere come il Mose, per le quali bisogna fare degli interventi e stornare delle cifre per porre rimedio ad altre situazioni, eccetera, anche i consorzi di bonifica per fare un'opera di intervento importante avrebbero avuto bisogno di stanziamenti che erano previsti, che però mi pare non sono ancora arrivati. Qual è lo stato dell'arte? Allora, i consorzi di bonifica hanno per la nostra natura, siamo molto operativi, no? Noi abbiamo una struttura capillare nel territorio, quindi conosciamo bene il territorio, su questo territorio ci viviamo tutti i giorni e recepiamo le necessità del territorio. Quindi le due sfaccettature le abbiamo. Abbiamo una progettualità, abbiamo progetti per 1,4 milioni di euro, di cui sicuramente il 50% cantierabili, quindi spendibili da subito, per mettere in maggiore sicurezza dal punto di vista della difesa del suolo. Altrettanti progetti li abbiamo per l'altra faccia della medaglia, che è la siccità. Che dopo vediamo siamo su questo versante. Cosa è successo? È successo che sicuramente la crisi economica ha fermato molti trasferimenti, ha fermato molti investimenti e dobbiamo razionalizzare. Io credo che i consorzi di bonifica sono stati i primi a farlo sicuramente in Veneto. Io mi auguro che si faccia questa razionalizzazione anche in altre realtà per poter poi queste risorse dedicarle alla difesa. La difesa del suolo, perché è importantissimo. Su questo territorio ci viviamo, su questo territorio abbiamo la nostra economia, abbiamo visto cosa succede quando l'economia non produce. Perdiamo posti di lavoro, perdiamo questa parola famosa PIL, no? Che sta diventando il motore futuro nostro. Insomma. Assolutamente. La interrompo un attimo, andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi di nuovo siamo insieme. Rieccoci insieme, Presidente. Grandi opere. Se ne è parlato più volte, erano anche attese effettivamente, ma di che cosa si tratta effettivamente? Qual è lo stato dell'arte adesso? Beh, allora le grandi opere servono, credo sia indispensabile per risolvere quell'arretrato che noi avevamo. Pensi che dopo l'alluvione del 66 la famosa Commissione De Marchi ha fatto una serie di idee progettuali di progetti che poi non sono stati fondamentalmente mai realizzati. Quindi sono passati 50 anni, in questi 50 anni si è fatto poco. L'unica cosa che si è fatto, l'hanno fatto i consorzi di bonifica, la manutenzione delle aree e dei canali e dei fiumi di loro competenza. Cosa si sta facendo? Qualcosa si sta facendo. Intanto è cambiata una percezione, è cambiata la percezione che servono. Ci sono ancora una serie di problemi legati alla burocrazia, legati a tutti i vari passaggi delle varie commissioni. Perché lì è stata fatta anche una sensibilizzazione, a fronte purtroppo di un evento preciso, è stata fatta una sensibilizzazione molto molto forte, perché se tutto taceva, un po' è brutto dirlo, ma come succede nel Veneto testa bassa non si dice niente, si cerca di risolvere, poi la bomba esplode e problemi tuoi, come dire. Invece stavolta per fortuna qualcuno ha alzato la voce, ha fatto anche un'azione di sensibilizzazione importante in questo senso. Verissimo. Dobbiamo continuare su questa strada perché credo sia indispensabile alzare la voce, dire come stanno le cose e trovare le risorse. Oggi, ripeto, qualcosa si è fatto, si sta facendo. Cos'è che vogliono sapere anche i nostri cittadini, i nostri telespettatori? Cosa si sta progettando? Allora, io posso dire di quello che i consorzi di bonifica stanno collaborando con la Regione, ma le grandi opere poi alla fine in un modo o nell'altro o li fanno i consorzi di bonifica o li facciamo in collaborazione con la Regione, perché poi c'è la gestione e quindi li facciamo assieme. Ad oggi, almeno per mia conoscenza, noi abbiamo, parlando di Padova, abbiamo messo in sicurezza la parte più alta attraverso un invaso già fatto in comune di Riese con 500.000 metri cubi di invaso sull'affluente del Brenta che è il Muso dei Sassi. Che quindi qualora ci fosse un innalzamento delle acque... ci fossero precipitazioni importanti, c'è un sistema a monte di Castelfranco che raccoglie circa 1 milione di metri cubi d'acqua.
Quindi questo va a evitare l'allargamento delle zone limitrofe. Va ad evitare che poi il Brenta, il Muson prima e il Brenta poi si alzi di livello. Ma ciò non è sufficiente, perché abbiamo progettato altre situazioni, e le altre situazioni sono fondamentalmente 4 e sono state tutte quante finanziate o stanno per essere finanziate e sono molto avanti anche sulle procedure via. Una è la cassa di espansione di Fonte, sempre sul Muson, l'altra è Trissino, Caldogno e Pra dei Gai. Quindi anche l'area del Vicentino in pratica. Anche l'area del Vicentino, cioè tutta l'area pedemontana sta intervenendo appunto per mettere le condizioni. Qui gli stanziamenti ci sono, qui i soldi sono messi, e qui c'è il problema della burocrazia, cioè il problema della valutazione di incidenza ambientale. Purtroppo ci scontriamo con questo problema, cioè non è che dalla sera alla mattina riusciamo poi a realizzare Ma le in che cose. cosa consiste? Perché poi giustamente tutti si chiedono, ma in che cosa consiste questo problema della burocrazia? Allora, nello stato proprio concreto, perché bisogna anche spiegare ai nostri cittadini dove sono questi inghippi. Che ci sono dei tempi tecnici dove evidentemente quando si interviene con una grande opera si interviene in proprietà private di cittadini, e quindi che gli espropri, espropri e quant'altro, che hanno dei tempi di rispetto, trovare gli accordi e quant'altro. Per cui, perché poi succede così, ci si ricorda dell'alluvione il giorno che c'è l'acqua, il giorno dopo, 3 giorni dopo, però poi ci si dimentica. Ecco, dobbiamo avere il coraggio di rinfrescarci ogni tanto, ridire attenzione che c'è il problema. Noi lo diciamo sempre come consorzio di bonifica, però a volte bisognerebbe che succedesse qualcosa, è brutto dirlo, però, però questa secondo me è la strada è quella di ricordare che ci sono queste cose. Io le chiedo una cosa, per le grandi opere, per alcune grandi opere sono stati previsti dei commissari straordinari, proprio per bypassare questo problema della tempistica, della burocrazia e anche di risarcimenti, rimborsi che altrimenti sono veramente esigui previsti per legge. In questi casi qua però ci deve essere sempre l'urgenza, una sorta di indifferibilità dell'esecuzione dell'opera, tempistiche che portano altrimenti all'aumento dei costi e quant'altro. In questi casi qua, vista la portata dell'opera, stiamo parlando di grandi opere, visto tutela del territorio, quindi l'importanza rientrerebbe quasi nei parametri. Parlare di commissario straordinario e quindi interventi che sono in capo al commissario straordinario che bypassano tutta la burocrazia, è ipotizzabile, magari è una cosa assurda quella che vado... No, non è assurda. Tra parentesi non è poi la stretta competenza dei consorzi, perché ricordo No, lo chiedo a lei come... ricordo sempre che all'indomani dell'alluvione è stato nominato un commissario, che era il governatore Zaia, no? Che poi ha nominato il prefetto Stancari appunto per portare avanti le opere straordinarie, quindi c'era un commissario. Ma mi sembra che una norma del governo le abbia fatte cessare con il 30 di novembre, quindi senza mi sembra, del 1° di dicembre è di nuovo commissario per le alluvioni il governatore Zaia, che anche lui mi sembra su questa direzione dica dobbiamo trovare soluzioni di dare una celerità, di dare una priorità. Sì, perché altrimenti quest'anno capita un'altra, cioè scongiuri facendo un'altra alluvione e ci troviamo ancora con queste opere la peggiore cosa potrebbe essere opere che hanno il finanziamento, quindi opere finanziate che magari per una serie di, mi permetto di usare, i cavilli burocratici più o meno, ripeto, corretti, doverosi, che però non le portano avanti. Infatti, è quello questo sarebbe il grande dramma, la grande beffa. Io mi auguro che su questo ci si riesca a trovare le soluzioni, perché, ripeto, non si può... Allora, io credo che ognuno deve fare la propria parte. Io faccio l'amministratore di un consorzio di bonifica, devo trovare e devo attivarmi per trovare le risorse per risolvere i problemi di chi poi mi paga, mi passi questo termine, cioè paga il contributo di bonifica e in questo caso paga il consorzio. Poi però non posso fermarmi, sarebbe deleterio fermarmi solo all'esperimento delle risorse se poi non vedo realizzarsi le opere. Io sono estremamente contento quando vedo le opere realizzarsi. Io credo che tutti quanti noi vorremmo avere l'opera necessaria per tutelarci da tutti questi danni e da tutti questi eventi. Però, ripeto, purtroppo siamo in questa situazione. Ci vorrà un po' di tempo. Sono passati 2 anni, molto si è fatto, io credo che ci vorranno ancora 1 o 2 anni, perché poi ci si scontra in questi consessi dove esce
il Pinco Palla qualsiasi e ha un suo doveroso diritto da tutelare, lo tutela nel modo più opportuno per lui, però bloccando un'iniziativa e un'opera importante per tutto il territorio. No, questo assolutamente. Nel territorio di sua diretta competenza, che poi lei è presidente dell'Unione Veneta Bonifica, quindi un ruolo anche istituzionale, però poi amministratore, come lei ribadisce, di un consorzio di bonifica che poi è frutto della unione di tre consorzi, se non erro. Che territorio è? La provincia di Treviso. Ecco, la provincia quindi di Treviso. tutto quello che sta a monte di Padova. Perfetto, una zona anche questa delicata. Sicuramente sì, tutta la pedemontana e per una parte è a monte e quindi sul territorio di questa parte si stanno facendo le opere per proteggere tutta la parte di Padova, dalla parte più verso Venezia, e dall'altra parte della provincia di Treviso si sta facendo tutta un'opera, tra cui c'è anche Prade dei Gai, opera che, ripeto, è un progetto fermo, perché è iniziato a discutere dal 66 e speriamo di vederlo almeno per parte realizzato, è stato finanziato per parte, quindi stiamo portando avanti tutte queste procedure di valutazione di incidenza ambientale e quant'altro, espropri e quant'altro, appunto per trovare soluzione, perché dall'altra parte c'è comunque il Livenza. Ricordo sempre che a ogni piccolo problema, Motta di Livenza 2 anni fa non è esondato, però sono stati spostati un ospedale e quant'altro. Per cui sì, è vero. Abbiamo delle problematiche che però devono trovare risposta. Si sta facendo molto ancora si deve fare, perché è evidente che per mettere in sicurezza al 100% difficilmente ci arriveremo al 100% della sicurezza, però ripeto, alzare il livello, la percentuale di sicurezza credo sia un compito che a prescindere ci riguarda tutti, a prescindere dalle istituzioni, a prescindere da chi poi materialmente, ma tutti dobbiamo essere partecipi e consapevoli che c'è questo tipo di problema. Assolutamente. Un'altra cosa, si parlava un po', si chiacchierava fuori onda per il risparmio legato anche alla gestione, eccetera, all'amministrazione stessa di questi consorzi, alcuni sono stati accorpati, quindi è possibile a livello generale anche un risparmio operando in questo senso? Come si parla dei comuni troppo piccoli che da soli comunque un costo, se non altro ce l'hanno, piccolo però ce l'hanno, anche i consorzi hanno fatto un passo avanti, non in tutta Italia, tanto vabbè, questo lo sappiamo. Parliamo del Veneto, esatto. E sicuramente la legge del 2009 è una legge che sta facendo, fra parentesi, scuola un po' in tutta Italia, perché ha fatto quello che il legislatore si prefiggeva. Ha fatto innanzitutto partecipare i comuni, quindi gli amministratori locali alla gestione, quindi far capire a chi poi amministra un territorio assieme a noi, quindi ai sindaci, far capire cosa significa problematica di un territorio, perché poi non dimentichiamoci che la progettualità, quindi la programmazione urbanistica di un territorio non è in capo ai consorzi, è in primis in capo ai comuni, quindi far capire l'importanza dell'urbanistica di un territorio, il come costruire, il dove costruire, le problematiche che ci sono, credo sia una cosa estremamente importante. Quindi il primo obiettivo era sicuramente quello di portare all'interno dei sindaci ed è un obiettivo che abbiamo raggiunto e l'abbiamo raggiunto bene. Poi abbiamo fatto una cosa secondo me importantissima. In un momento di difficoltà economica noi abbiamo comunque risparmiato in costi che poi, giocoforza, andiamo a chiedere ai cittadini 5 milioni di euro, senza licenziare nessuno, quindi non creando 5 milioni di euro, 5 milioni di euro a livello Veneto in 2 anni, senza licenziare nessuno, creando le condizioni anzi perché ci sia da qui in avanti ulteriori risparmi facendo sinergia. Credo questo sia una delle cose principali che dobbiamo fare. Io credo che i cittadini abbiano il diritto, dovere di sapere il perché, perché pagano, ma soprattutto pretendere poi da chi amministra che si faccia una strada virtuosa e un percorso virtuoso onde evitare che ci siano degli sprechi. I consorzi di bonifica questo lo stanno facendo, dovremo continuare a farlo tutti. Io evidentemente parlo per i consorzi di bonifica perché credo che sia il mio campo, il campo dove noi operiamo, ma credo che su questo versante si debba andare oltre, perché in un momento di difficoltà come questo creare sinergie con i comuni, con la regione, e su questo credo ci sia stato un grande lavoro in questi 3 anni, proprio di collaborazione stretta per dare quelle risposte dal punto di vista economico
e anche da vista progettuale ai problemi che ha il nostro Veneto. Assolutamente. Parliamo poi anche della siccità, che è altrettanto interessante perché c'è stata fino a ieri e quindi bisognerà, lo so, nota dolente. Lo facciamo tra pochi minuti dopo la pubblicità. Eccoci insieme, siccome abbiamo molti operatori del settore agricolo che ci seguono, giustamente, e per fortuna anche questo ci fa estremamente piacere, sono interessati ovviamente a capire che cosa si sta facendo dal punto di vista dei consorzi, della Regione, del Veneto, visto che c'è stato anche un incontro importante e significativo l'altro giorno, relativamente a quello che è stato il problema di quest'anno, ovvero la siccità, che poi sembra che situazioni agli estremi possano facilmente ripresentarsi e se magari un anno in certe situazioni si può godere di una precipitazione fluente per cui certi fiumi a monte erano ancora ricchi d'acqua, non è detto che questo si verifichi sempre dalle previsioni, perché dicono potrebbe esserci un inverno altrettanto siccitoso e di conseguenza poi è un disastro primavera-estate. Che cosa ne emerge? Allora, lunedì abbiamo fatto gli stati generali della Regione con il mondo delle associazioni, e quindi i consorzi di bonifica, la Regione, gli assessorati, le commissioni consigliari, appunto per fare il punto di quello che è successo, ma soprattutto di capire come fare, cosa fare, per fare anche qui sinergia, avere una programmazione, avere una strada unica o più possibile unitaria per andare a dare quelle risposte secondo noi indispensabili. Anche perché il risparmio idrico potrebbe essere un aspetto da valutare, no? Se è possibile. No, deve essere possibile. È possibile, si può fare, si deve fare e questo risparmio deve essere accompagnato però da un'altra cosa che a me sembra importantissima. Allora, i cambiamenti climatici, i cambiamenti delle culture nel nostro Veneto è una cosa assodata. Nel passato probabilmente vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi per le maggiori precipitazioni che c'erano, per cui oggi ce ne sono meno e si evidenziano ogni anno in più questo deficit idrico, no? Parte del nostro Veneto è in difficoltà, cioè gran parte del nostro Veneto non ha un'irrigazione strutturata, è un'irrigazione di soccorso, penso a tutta l'area del Veneziano, gran parte della provincia di Padova, tutta la provincia di Rovigo, gran parte della provincia di Vicenza e di Verona. Solo la parte pedemontana del Veneto ha un'irrigazione strutturata, cioè i consorzi di bonifica riescono ad avere una strutturazione tale da secoli e garantiscono l'acqua. In questa realtà evidentemente una situazione come quella di quest'anno ha creato dei danni notevoli, non solo all'agricoltura ma tutto l'indotto, all'ambiente stesso. Io credo che nel momento in cui non c'era acqua nel territorio, anche l'ambiente, quindi di conseguenza anche il turismo. Attenzione perché poi il turismo è la prima industria del Veneto, quando andiamo ad analizzare il turismo diventiamo la prima industria del Veneto, per cui questo lavoro si deve fare. E cosa abbiamo ragionato e stiamo portando avanti? Allora, l'Unione dei Consorzi di Bonifica del Veneto, assieme alle organizzazioni agricole, stanno predisponendo un documento unitario dove anche lì facciamo il punto della situazione. E in questo punto della situazione diciamo alcune cose. Ci sono due grandi aspetti. Un aspetto di tipo, mi passi il termine, normativo, che si può risolvere con la buona volontà, cioè quindi con l'impegno, fra parentesi, politico-amministrativo, e una parte di problema che è legato alla questione economica, quindi agli interventi strutturali, perché anche c'è necessità di interventi strutturali. Abbiamo fatto queste due divisioni perché credo siano importanti. La prima parte, la parte strettamente amministrativa. Ci sono delle cose per cui basta parlarci e capire se è volontà di tutti arrivare a questo, perché volontà significa mettere nero su bianco ciò che si dice e poi concretizzarlo con i fatti, e questi sono semplici. Abbiamo delle concessioni, quindi sistemi di derivazione dai grandi laghi, dai fiumi, in scadenza li vogliamo rinnovare? Sì, alle quantità e alle qualità d'acqua che oggi ci sono, cioè alle stesse quantità di oggi, perché abbiamo questa necessità come consorzio di bonifica. Abbiamo quindi anche la necessità di cosa? Di avere a disposizione l'acqua quando c'è. E quando c'è vorremmo averla. Ci dispiace vederla passare nei fiumi che vada a mare acqua buona che potrebbe essere sprecata. Quindi vorremmo anche modulare queste derivazioni in modo tale da averla nei momenti in cui servono di più, gestirla meglio, invasarla in bacini appositi, quindi una politica
che preveda anche nuovi bacini sia in montagna che in pianura. Noi portiamo avanti da sempre, al di là dei bacini montani, il recupero delle cave ad alta pianura come bacini d'invaso che possono avere la duplice funzione, e anche questo abbiamo sollevato, cioè la possibilità di legarli alla duplice funzione, quindi la funzione di piena quando ci sono i grandi problemi, per poi trattenerla, una parte, evidentemente non tutta, per quando c'è l'inverso del problema. Cioè noi abbiamo questi due problemi che sembrano distantissimi, ma sono vicinissimi perché potrebbero essere usate queste grandi opere sia per invasare quando ce n'è troppa, per poi trattenerla e rilasciarla quando ce n'è poca. Per cui una parte normativa, dico io, perché anche la questione delle cave, e su questo ho avuto molto piacere che l'assessore Maurizio Conte l'abbia presa come propria la nostra proposta, quella di nel nuovo piano cave del Veneto inserire la possibilità che ci siano cave ad uso plurimo. Quello di cui poi si parlava tempo addietro. Esatto, no? Ma io spero sempre che si passi dalle parole ai fatti. E poi c'è una questione economica, ed è evidente che anche qui stiamo ragionando, ma anche qui dobbiamo capire come ci rapportiamo. Le faccio un piccolissimo esempio, perché è economico. Se riusciamo a portare l'acqua in un territorio che oggi ha un tipo di agricoltura a seminativi, quindi molto estensivo, e con l'acqua ci portiamo anche la possibilità di trasformarle, quindi creare prodotti di qualità, perché è questo che abbiamo necessità come mercato, c'è un incremento di 14,5 milioni di euro ogni 1000 ettari e posti di lavoro per 380 posti di lavoro. Quindi ogni 1000 ettari di territorio che si trasforma, in passi il termine, da un'agricoltura di tipo estensiva, maisicola per essere chiari, a un'agricoltura tipo più specializzata, ma per questo ci vuole l'acqua, creiamo un PIL, quindi un prodotto lordo vendibile di 15 milioni di euro in più ogni 1000 ettari e 380 posti di lavoro. Quindi stiamo parlando di tipo un'agricoltura orticola di questo genere? Ma non solo, pensi all'orticola, alla frutta, al vino. Lo so, però questo da un lato, lei ha toccato un lato un po' particolare della cosa, che molti stanno facendo conversioni in vigneto perché ha una resa maggiore naturalmente, però il nostro paese, la nostra realtà ha bisogno di queste invece coltivazioni di mais e quant'altro, perché altrimenti lo andiamo a prendere dove costa un capitale, che negli Stati Uniti, dove ce n'è produzioni minori, c'è una richiesta mondiale di mais che sta proporzionalmente crescendo e svettando, e rischiamo veramente di avere tutta la nostra filiera dove la pasta inizia a costare il doppio, il pane il doppio, proprio perché non abbiamo le produzioni sufficienti, che questo è stato un po' l'aspetto. Non è che possiamo vivere di vino, anche se dopo gli agricoltori si godono perché i cinesi iniziano a bere vino, loro guadagnano di più, benissimo, però dobbiamo creare anche delle situazioni di equilibrio, per cui... Beh, su questo ci sarebbe da fare una trasmissione alla volta, mi permetto di dirle anche, perché su questo versante c'è un'altra questione, non di poco conto. Ma allora, le derrate alimentari tipo mais, qual è il primo punto? Qual è la priorità? È produrre energia elettrica? Ma infatti assolutamente. O alimento, per cui anche su questo ci deve essere una cultura. No, ma lì infatti esatto, è stato preso anche un provvedimento a suo tempo che bloccava questo tipo di trasformazione. E poi ragioniamo, il nostro territorio lo vogliamo trasformare in, non so, faccio l'esempio più eclatante, in un immenso campo di fotovoltaico, o pensiamo di lasciarlo alla produzione di prodotti di latte alimentari? Io credo che dobbiamo lasciare la produzione di latte alimentari, perché altrimenti... il cibo è ciò che noi mangiamo, e il più possibile lo vogliamo, almeno è la teoria che io sto portando avanti assieme alla mia organizzazione agricola, vicino dove lo produciamo. Ma se no se lo mangiano tutti gli altri, perché adesso stanno crescendo i paesi emergenti, c'è una tragedia, dobbiamo rendersene consapevoli di questo. Ma è evidente, però è anche altrettanto evidente che noi dobbiamo avere, però anche per il mais ci vuole l'acqua. Certo. È indispensabile, guardi, non c'è cultura che non abbia bisogno di una quantità d'acqua necessaria, quindi se vogliamo dare... Quindi questi interventi sono improrogabili assolutamente? No, non possono essere. Voi poi avete toccato anche, se non sbaglio, in stati generali, l'aspetto del risparmio idrico legato alla vita dei cittadini, quindi alle civili abitazioni, a trovare dei sistemi in cui l'acqua non venga sprecata, o non utilizzare se non altro l'acqua potabile per qualsiasi utilizzo. È stata buttata là anche questo tipo di proposta, quindi? Beh, è ovvio che c'è la possibilità di poter attingere ad acqua che ha
dei costi sicuramente diversi, ma non perché ha dei trattamenti diversi, per questioni che non sono di civile abitazione. Pensiamo all'irrigazione di un giardino, certo. Se questo si fa con l'acqua potabile ha dei costi e mette in difficoltà tutti quanti i nostri acquedotti rispetto ad avere riuscito a portarla in un altro modo, un altro sistema, attraverso l'utilizzo dell'acqua di irrigazione. Questo è un sistema che stiamo portando avanti, che consente di dare una risposta e di ridurre certi consumi che sono di acqua un po' più, tra parentesi, a dei costi maggiori più pregiata. Ma la cosa che noi stiamo portando avanti con maggiore forza e maggior vigore è anche all'interno proprio delle stesse aziende agricole, dei stessi territori agricoli, un sistema nuovo, moderno, che è partito sperimentalmente quest'anno in Veneto, si chiama e-Reframe, che attraverso banalmente i computer, il satellite, le precipitazioni, l'umidità e quant'altro dà i consigli irrigui necessari perché si ottenga lo stesso risultato dal punto di vista della pianta, ma con un risparmio d'acqua importante. Questo potrebbe portare ad ulteriore risparmio dell'acqua. Infatti questo potrebbe essere veramente esatto. strategico. Questo è quello che noi stiamo portando avanti come consorzio di bonifica, in modo tale che non solo parole, ma concretizzare i fatti. Prima era una riunione di questo appunto per riuscire ad agevolare e ad implementare questo servizio per dare maggiore possibilità a tutte le imprese del Veneto di averlo. In questo senso. Presidente, noi siamo arrivati al termine, grazie di questo aggiornamento, terremo naturalmente i nostri telespettatori aggiornati sui vari step che verranno percorsi, perché giustamente bisogna sapere quello che avviene nel nostro territorio e che cosa si fa per il territorio, per la tutela e la salvaguardia del territorio stesso. Grazie ancora, buon proseguimento, buon lavoro e a voi telespettatori come sempre appuntamento domani. Grazie a lei.